Vai Cesare, via. Do, do, la, sol, do, la, fa, re. Plesso scolastico di Lozzo a Testino, poco lontano da Vo Euganeo, il primo ad attuare la DAD lo scorso anno, il primo da ieri a promuovere una modalità di lezione del tutto innovativa. In questo caso siamo nell'ora di musica tenuta dal professor Flavio Manfrin, studenti BES con bisogni educativi speciali, un gruppetto di compagni e il resto della classe collegata al PC, come stabilito da una nota del ministro dell'istruzione di qualche giorno fa. Da una parte ha creato delle importanti opportunità inclusive e anche qualche criticità organizzativa che non è da nascondere, perché chiaramente i docenti che hanno BES o comunque hanno gruppi in presenza contemporaneamente devono anche organizzare l'attività online. 700 in totale gli studenti del plesso, infanzia, primaria, secondaria di primo grado, il 4% di loro necessitano di programmi educativi speciali. Alcuni di loro sono stati prelevati a casa dallo stesso dirigente perché altrimenti impossibilitati a raggiungere la scuola. Io stesso mi sono attivato insieme anche ad altri miei docenti e quindi siamo andati a prenderli, anche a piedi, anche a costo di accompagnarli per 500-600 metri, non dico mano nella mano, ma insomma uno accanto all'altro, in accordo con i genitori. Da domani in realtà il plesso di Lozzo, il plesso anche della Presidenza, in accordo con il Comune di Lozzo Testino e nel rispetto del protocollo Covid, ha attivato invece un servizio di trasporto che si chiama Aiutiamoci Insieme, grazie all'associazione Aiutiamoci Insieme, e quindi porterà bambini in presenza.